Ci troviamo amici a Piazzola sul Brenta, siamo nel meraviglioso contesto di Villa Contarini, siamo precisamente nella Sala delle Conchiglie, accanto a me Arturo Stocchetti che è il presidente di Uvive. Buongiorno Presidente, allora qui alle nostre spalle quello che vedete è un workshop, ci sono importatori di vino che vengono dall'America e ci sono produttori di vino italiano e c'è l'area trattativa qui alle nostre spalle, Presidente. Beh, certamente, questa iniziativa è nata grazie alla condivisione fatta tra le istituzioni, l'Uvive, l'Unione Vini Veneti e le aziende. È nata per dare sempre più opportunità alle aziende stesse di cercare di portare avanti il proprio prodotto. È nata dall'idea di fargli visitare trasversalmente tutto il territorio veneto. Abbiamo iniziato questa settimana con la presentazione del Valpolicella e del Bardolino, ci siamo soffermati a Soave e tutte le denominazioni vicentine. Ieri sono stati nella zona del Prosecco, quindi hanno fatto il Prosecco di OCG, hanno fatto il Prosecco DOC. Oggi sono qui a fare un workshop addirittura direttamente con un B2B con delle aziende, sono ben 83 aziende. E quindi è un ricco panel di produttori che rappresentano tutto il territorio veneto, dopodiché domani saranno a Venezia, dove ci sarà la DOC Venezia, sarà presentata la DOC Venezia e ci sarà anche i Colli Euganei, quindi direi che trasversalmente li faremo vedere tutte le nostre bellezze, le nostre eccellenze, sia di territorio che di vini. Insomma, io credo che nel momento in cui un importatore, poi americano, viene qui e vede il nostro territorio, non può che innamorarsene e innamorarsi anche del vino. Quello è quello che noi speriamo, siamo sicuri che sia così, però dobbiamo stare attenti perché il mercato si guarda queste cose qua, ma guarda anche altre cose. Oggi il mercato si deve guardare di petto, come si dice, perché è un mercato in cui ognuno si deve confrontare con il resto del mondo, quindi noi siamo sicuri delle nostre bellezze, però sappiamo che abbiamo dei competitor importantissimi in tutto il mondo e quindi dobbiamo mettercela tutta. Allora Presidente, io ho parlato qui con alcune delle aziende presenti, aziende produttrici di vino, e mi dicevano, beh, noi che in fondo non siamo una grande azienda agricola, cioè è fondamentale il fatto che questi buyers siano venuti loro qui, perché per noi sostenere la spesa di andare all'estero sarebbe stato difficilissimo. Beh, prima di tutto a queste aziende bisogna dire che bisogna unirci come lo facciamo noi spesso, cioè stare insieme e fare sinergia è una cosa importante, viaggiare da soli non serve più a niente. Oggi ci serve una squadra forte dove dentro ci siano sia le grosse aziende ma ci siano anche le piccole aziende, le quali normalmente rappresentano un po' l'eccellenza, diciamo. Però il supporto tecnico e anche di risorse importanti che arrivano dalle aziende più importanti che fanno grossi numeri ci vuole, quindi ci vuole la squadra per venirne fuori. L'incoming è certamente un progetto importante perché oltre che presentarsi fuori, presentarsi nei loro territori, è giusto far conoscere il nostro territorio e qui sono più concentrate e avranno modo certamente di essere soddisfatti anche per la peculiarità dei nostri vini. Quindi questa è una prima edizione da ripetere. Certamente sarà un progetto che porteremo avanti, almeno da quello che ci siamo detti in regione con le istituzioni, da portare avanti minimo per 2 o 3 anni sicuramente, perché è un progetto importante. Sono più di 80 le aziende agricole che hanno partecipato a questo workshop. Noi ne sentiamo una, l'azienda Il Mottolo, siamo insieme a Sergio Fortin, allora sappiamo che ci sono stati già i primi appuntamenti con questi importatori americani, come è andata? Sembra bene, l'occasione è ghiotta, diciamo, per il numero e la varietà di buyer. La location è affascinante semplicemente e quindi diciamo che sono occasioni praticamente uniche, insomma. Mi sembra che ci sia anche una buona preparazione, ci sono aziende di tutto il Veneto e quindi è un bel biglietto da visita, insomma, ecco. Come mai lei ha deciso di aderire a questa iniziativa? Ma l'azienda è in via di espansione, diciamo. Nell'ultimo anno abbiamo avuto nel nostro piccolo un aumento di richieste e diciamo qualche anno fa abbiamo impiantato le nuove vigne con l'intenzione di allargarsi un pochino.
e quindi per noi è sicuramente un'occasione per poterci espandere, per poterci presentare anche all'estero. Ecco, diversamente da queste occasioni, per un'azienda come la sua sarebbe facile, come dire, proporre il proprio prodotto anche all'estero? Beh, noi ogni tanto abbiamo degli incontri all'estero organizzati anche dal Consorzio Colle Euganei o da alcune riviste come Slow Wine, Gambero Rosso, e quindi diciamo ci sono parecchie occasioni. Certo che trovare riuniti qui un gruppo così folto di importatori di varie zone del mondo è un'occasione che non capita facilmente, insomma, ecco. Allora, abbiamo sentito un produttore dei Colli Euganei e adesso ne sentiamo un altro che invece viene dalla zona del Raboso. Siamo insieme a Luca Ortoncelli che rappresenta la cantina Cadiraio. Allora, vogliamo sapere che cosa ne pensa di questa iniziativa. Beh, è un'iniziativa che serve perché il territorio è importante, porta sicuramente dei buyer americani dell'America a visitare il nostro territorio. È una parte fondamentale del vino e dopodiché sicuramente il secondo step è l'assaggiare questi vini. Noi appunto veniamo dalla zona del Raboso, un vino che dobbiamo presentare presentando il territorio e assaggiandolo. Altrimenti non si riesce a presentare questi nuovi vini. Il Prosecco sicuramente già conosciuto, strada ce n'è da fare per il Raboso e vedo che dai primi degustazioni piace e sicuramente insomma avremo un successo negli Stati Uniti. So che qui ci sono anche dei buyers messicani. Il Messico è una meta, insomma, forse un mercato un po' peculiare, ecco. Però mi dicono che sia in espansione, per Cadiraio è un mercato di interesse. Sì, in Messico fortunatamente stiamo già esportando del Prosecco e del Raboso. I primi feedback dopo un anno sono grandiosi per il Prosecco e anche per il Raboso. Cadiraio piace perché Cadiraio significa appunto casa del raggio di sole e raio nella lingua ispanica è lo stesso significato, che si pronuncia raggio però ha lo stesso significato, raggio di sole. Chiudiamo qui da Piazzola sul Brenta insieme a Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione Veneto, che ha fortemente voluto questa occasione, un'occasione di business, un B2B che sicuramente avrà delle altre edizioni. Sì, altre edizioni, perché io credo che oltre la grande promozione dei nostri prodotti a livello internazionale è bene far conoscere anche la cultura, la tradizione, il paesaggio, l'ambiente da cui provengono poi questi prodotti. Una cornice come questa secondo me è già importante perché Villa Contarini è una delle più belle ville che ci sono nel Veneto, ma sono convinto che far conoscere direttamente le piccole imprese che magari hanno scarsa capacità di poter investire all'estero, farle conoscere in un ambiente come questo e portare i buyer internazionali in un ambiente come questo, credo che sia un valore aggiunto per la Regione del Veneto e un valore aggiunto anche per gli operatori. Sì, a volte ci dimentichiamo l'appeal che il nostro territorio può avere per una persona che viene dall'altra parte dell'oceano, dall'America ad esempio. Sì, guardi, proprio così come dice lei, spesso chi vive in Veneto non si accorge della fortuna da un certo punto di vista su certi settori che ha, penso al settore turistico, alle varie grandi destinazioni, alle 4.200 ville venete che ci sono nel nord-est e che rappresentano un valore culturale importantissimo, e unire questa esigenza di esportazione di prodotti con la cultura, con la tradizione, con questo tipo di architettura, credo che sia un elemento in più per poter presentarsi come sistema a livello internazionale. Oggi qui abbiamo aziende agricole nel settore del vino, ma si parlerà anche di food, di cibo. Sì, si cerca anche di dividere per zone, perché ci sono alcuni buyer, oggi si parla delle Americhe, che sono interessate specificatamente al vino, quindi si fanno operazioni di questo tipo, però in altri ambienti, penso la Russia, si può incrociare il settore vitivinicolo ma con altri prodotti, altre produzioni anche dell'agroalimentare che non siano il vino. Lo faremo nella sessione invernale e nella sessione autunnale, altri due interventi molto importanti e molto grossi proprio per far conoscere il sistema vino e il sistema agroalimentare in generale nello specifico. Ecco, io ho visto che prima lei ha fatto un giro e ha parlato con alcuni produttori, cosa le hanno detto?
Ma sono contenti, non vorrei che lo dicessero, lo dicono perché magari sono di fronte, però io chiedo veramente a loro anche cosa c'è da migliorare, perché siamo qui sia per presentare tutte le nostre produzioni, anche la parte culturale e architettonica, ma siamo qui anche per vendere, per esportare. L'intenzione è quella di superare di gran lunga il 30% di esportazione italiana di vino, che è veneta, perché ha un senso anche legato al reddito, legato alla capacità poi di investimento nelle aziende, quindi è tutto legato anche all'efficienza delle organizzazioni come questo. Può essere che ci stiamo preparando in qualche modo all'Expo 2015 con questo lavoro? Beh, a me piacerebbe che chi va all'Expo 2015 sappia già per tempo quello che stiamo già facendo, sappia già per tempo che il Veneto potrebbe essere una meta importante non solamente per la parte, diciamo, turistica ricettiva, ma anche per la parte agroalimentare. Ecco perché in qualche modo stiamo anticipando i tempi con progetti che si vedranno anche in autunno, per far sì che chi arriverà all'Expo a Milano poi in qualche modo sappia che basta un'ora, 2 ore di treno e sono qui in Veneto. Grazie a Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione Veneto, e qui da Villa Contarini di Piazzola sul Brenta è tutto, ridiamo la linea allo studio.